questa bellissima località sono a Venezia e sono praticamente a Parco San Giuliano. Adesso il sole sta andando giù, come si può notare. Faccio questo breve video intanto per ringraziare coloro dei 2000 e passa persone che si sono iscritte al mio canale. Io non mi aspettavo questi numeri, però dopo sinceramente c'è chi apprezza anche quello che carico, praticamente anche più che altro i video del trash spazzatura, perché giustamente si sa ormai in televisione cosa che buttano, tutte le schifezze che vabbè io lo metto così per drammatizzare, però vediamo alla fine che certi personaggi vanno così per far cagnara, diciamo, come si dice qua, o far casino, te lo dico in Veneto. E oggi è bella giornata, dai, abbastanza buona. Sono qui tra la laguna, l'aeroporto Marco Polo di Venezia e la meravigliosa città più bella del mondo, Venezia, che è dietro alle mie spalle. Abbiamo un EasyJet che sta atterrando in questo momento. Qui c'è partenze e atterraggi ogni 10 minuti. Qua c'è un aeroporto molto importante, questo di Venezia, il Marco Polo Tessera. Veramente ho passato una bella giornata anche oggi e domani si ricomincia, è lunedì domani, anche se ormai anche questo mese purtroppo è finito. E il tempo, come dico sempre, vola, i mesi volano come le ore, veramente, non te ne rendi conto, siamo già quasi a settembre, ti pensi? Mamma mia. E già quasi un altro anno è finito, siamo già prossimi al 2020, ti pensi? Pazzesco, è veramente, no? Tanti invece dicono ma il tempo non passa mai, gente che non vuole neanche più vivere, stufa, stanca di vivere. C'è leggo anche a volte i giornali, ragazzi di 18 anni non ce la fa più vivere, gente che esprime anche il disagio anche su alcune poste che mandano praticamente lì ad alcuni giornali. Ma io mi dico, anche a 18 anni che hai tutta la grinta, la voglia di uscire, sono i più belli anni della vita, perché ti dico, io ho passato dai 15 ai 18 anni, i più belli anni della mia adolescenza, le mie amicizie, i primi tempi così col motorino, navi di qua, navi di là, erano bei tempi, i primi anni 2000, adesso purtroppo io vedo che questa società, come ho già detto su altri video, però in forma breve, vedi che stiamo andando proprio a picco, proprio la gente non sa più come passare il proprio tempo, si annoia, sono tutti là sempre a testa bassa, scrivono sul telefono perché non sanno più cosa fare. Per esempio anche prima qua al parco, ti dico, ho camminato oggi per aver fatto un giro di 4 km e mezzo, sì, anche di più, e dico che la gente non sa più cosa fare, appunto, non c'è più neanche dialogo, neanche una parola, qualcosa, niente, sono tutti là, ma anche coppie vedo così, anche più giovani di me o anche un po' più grandicelli, vedi che proprio non c'è più. Purtroppo hanno inventato questi social, Facebook, vabbè, WhatsApp, che io non ho e non ho mai preso la dipendenza, per fortuna, e questo tutto sta poi a noi stessi, alla nostra testa, perché giustamente si sa, internet è una droga come anche il tabacco, e alla fine anche oggi ho visto anche lì le fermate del bus qua a Mestre, ragazze, o lei o lui, che praticamente era una chica là e guardavano il telefono, e nella coppia neanche si parlava. Cioè io mi dico, in una coppia il dialogo è fondamentale, perché se non c'è il dialogo, succede il minimo problema, cosa fai? È facile dire ti lascio, oppure dopo si baruffa, perché ormai anche quello siamo arrivati a di quei livelli che l'uomo uccide la donna, oppure la donna brucia l'uomo con l'acido, perché anche purtroppo c'è questa violenza che a me fa molta paura in questa società, no? Ormai, vabbè, se finisce un rapporto di una coppia, vabbè, ognuno per la sua strada, come penso io, ma arrivare poi a fare del male o a lui o a lei, la trovo una cosa, a parte da ignoranza, veramente a zero per una persona, appunto, no.
non si può usare la violenza solo perché tu vuoi riconquistare una persona, cioè se la persona ti ha detto basta, basta, cioè, mettitela via, che sia tu, che sia lei, e invece no, dopo se esiste anche questa violenza, come anche per dire il bullismo, ormai anche i ragazzini di oggi sono là in gruppo, prendono il più debole e via per dirti. Io non so comunque dove andremo in questo passo perché appunto, come ho detto anche ad altre coppie lì che conosco, beh, sono anche più giovani di me, alcuni hanno ancora dei figli, ho detto io ho paura di questi figli poi un domani perché dopo pensando dentro di me ho detto che la coppia, si sa adesso al giorno di oggi, fanno presto a stancarsi perché ti conosci, fanno tutto così alla svelta e poi dicono ah basta sono stanco, mi trovo un'altra, mi trovo un altro, ma però hai anche tuo figlio o tua figlia lì da stare dietro, cioè, quindi quando che si fa un figlio deve avere anche la testa di dire, avere anche una base solida della coppia, se no altrimenti cioè, è facile, facciamo fare un figlio così, quella prima che passa, quel primo che passa, vai, fai un figlio e basta, ma... E dopo senti che le coppie si mollano, oppure uno ha già 2 figli di qua, 3 figli di là, altri 2 figli di qua, cioè, ma se ne vedranno delle belle un domani, guarda, veramente, perché purtroppo, non lo dico io questo, dopo l'anno 2000 le separazioni e i divorzi sono quadruplicati e ormai non si sposano neanche più, tutti convivono là, compagno e compagna e siamo arrivati proprio a un punto che anche i veri valori, cioè dico, vabbè, io sono credente, te lo dico, e anche praticante, ma non sempre, purtroppo a volte non posso andare a messa, non riesco ad andarci, allora vabbè, comunque prego sempre dentro di me. Però dico avere manco i veri valori, non dico religiosi cristiani, perché la religione non c'entra niente, però avere i valori che come c'erano una volta, che ti insegnavano anche i nonni per esempio, o anche la famiglia, mentre adesso no, tutto allo sbando, tutti là che bestemmiano, che fanno i fighi, se fanno i macho con la ragazza, si fanno i duri col prossimo, si fanno dare che sono uomini, oppure cicca in bocca, o peggio ancora canne, droghe, e quella porcheria lì che si fumano che adesso, guarda. E alla fine, io dico, sti ragazzi di oggi non sanno che alla fine che sia cannabis, che sia quello che vuoi, ti porta, ti rovina i neuroni, alla fine ti porta a squilibri mentali, perché appunto è stato anche dimostrato che l'erba, come la dico io, beh, no questa però, no questa, cioè l'erba alla fine ha degli scopi per i malati di cancro in fase terminale, allora sì, ma se assunta così, tanto per fare, non fa di certo bene, anche se tanti mi hanno detto alcuni, ma cosa vuoi una canna, cosa vuoi che sia? Sì, vabbè, però quando prendi dipendenza poi non riesci più a smettere, stessa cosa vale anche per il tabacco oppure anche l'alcol, cosa fai? Non ce la fai più uscirne ed è difficile uscirne. Io ti dico, del fumo ce l'ho fatta, dopo 8 anni, 9 anni che fumavo e dopo ti dico è una questione di testa perché appunto si può sempre smettere che uno sia dipendente dall'alcol, dalla droga magari vabbè ci sono i centri apposta come anche il CERT per l'alcol eccetera, ma tutto sta dopo la nostra testa, la nostra buona memoria, la nostra buona volontà che abbiamo dentro. Bene dai, la giornata sta volgendo al termine, io sono molto contento anche oggi, avevo passato veramente una giornata per conto mio, ho fatto il mio girato in moto e sono venuto qua in questa splendida laguna veneta veneziana e abbiamo qua un patrimonio, ha un pesce là anche, un patrimonio incalcolabile. Se potessi mi farei anche il bagno, però l'acqua non è proprio delle migliori qua perché tra roba degli aerei che viene giù e tutti i scarichi qua c'erano anche la piccola discarica lì, vedi, guarda qua cosa c'era. Molto bene dai, c'è un po' di gente che mi guarda là perché qua ovviamente io mi differenzio perché sono venuto qua, ho saltato lì un po', no? Un molo lì dove attraccano le barche e sono venuto qua per conto mio. No, forse troppo presto. No, no, dicevo, no, ho appena detto, guarda, sono da solo invece, bisogna sempre guardarsi le spalle, non mi dico io. Oh, ma
è andato fuori sto qua. Ma da dove è saltato fuori? Mi chiedo sto qua. La roba che se cioè uno mi dà anche una martellata in testa, mi ammazza anche in diretta, dopo mai anche contento magari. Vabbè dai, ho fatto questo video, vabbè, ho detto un po' di cose, anche se era più dei ringraziamenti appunto che volevo farti, perché appunto ho detto anche le zanzare ci sono, ho detto magari volevo fare il video dei ringraziamenti per i 500 iscritti, ho detto ma cavolo, ho detto 2000, quasi 2100 persone, ho detto porca miseria, cioè io il pesce che salta anche lì. E io pensavo sinceramente di fare tutti questi numeri, cioè, che sia chiaro, non mi sono montato la testa YouTube, no. A me non mi interessa niente, sai, come anche della gente che sta lì magari a scrivermi critiche oppure non le piacciono i miei video, cioè, sei libero, vai pure da un'altra persona a guardare, cioè YouTube è pieno di tanti argomenti che ci sono praticamente, dalla telefonia, come a me piace, per dirti. E lavorandoci anche nel settore mi piace, giustamente ha trattato questi argomenti. E beh, oggi antenne no, perché guarda, antenne basta, già vedendole ogni giorno basta, ho detto. E allora bisogna anche staccare la spina ogni tanto e fare altro, perché giustamente se no diventa casa e lavoro, diventa una noia. Un altro EasyJet, guarda, il secondo questo. Molto bene. So se si veda, però il rumore si sentirà sicuro. Guarda, adesso mi prenderei qualcosa da mangiare, mi metterei qua, poi da mangiare, poi guardarmi anche le stelle cadenti, non sarebbe neanche male. Molto bene. Il sole sta andando giù, purtroppo, giornate sempre più corte, dal 21 giugno in poi si accorciano e questo mi duole dirlo, però purtroppo l'estate sta volgendo al termine, sta andando verso la sua decadenza e si pensa l'autunno che deve arrivare, è arrivato l'inverno, il freddo, aiuto, giornate corte, se potesse essere già maggio, tornare indietro, però si sarà abituato, va avanti. Molto bene, dai, io ho fatto questo video, vabbè, dopo spero non sia stato noioso, è stato, come ti ripeto un'altra volta, ringrazio quelle persone che si sono iscritte, chiunque sia, apprezzo insomma un buon gesto, la semplicità alla fine, perché probabilmente lì le persone che si sono iscritte hanno apprezzato i miei contenuti, anche di TV spazzatura, anche di argomenti che ho trattato di telefonia, di aerei, anche del volo che ho fatto lì a Treviso-Palermo, del treno anche Italo, ho fatto l'esperienza lì, che a breve ne farò un'altra e ti documenterò che posso. Molto bene, io vi saluto e alla prossima, ciao da Berto Albe e statemi bene a tutti e che dire, seguitemi, ciao!